Bentrovati a Edicola Friuli. Oggi ci troviamo a Basaldella, siamo nel cuore del paese dove dagli anni 50 la famiglia Barbieri gestisce l'edicola locale. Con loro andremo a conoscere, approfondire le inchieste pubblicate questa settimana sul settimanale Il Friuli. Ci prepariamo al Pride del Friuli Venezia Giulia, sabato 10 maggio, e allora andiamo a scoprire chi sono i protagonisti di questa parata e soprattutto quali sono le singole identità sessuali e i motivi che hanno spinto gli organizzatori a scegliere proprio Udine per questa festa. E poi parleremo anche di Udinese, perché era dai tempi della stagione 2012-2013 che i bianconeri non andavano così bene. La stagione prossima promette qualcosa di buono e quindi andremo a commentare il risultato del Neri e dei suoi. Eccoci, siamo con Mabel e Roberta Barbieri, le due titolari dell'edicola Barbieri di Basaldella. Buongiorno. Buongiorno. Grazie, elegantissime. Questo è un punto vendita che è aperto negli anni 70 in questa sede, però la storia della famiglia Barbieri è una storia di edicolanti che nasce qualche anno prima. Certo, è iniziato mio padre nell'ottobre del 63 e non eravamo qua, eravamo in una località vicino, a San Sebastiano, e con pochi giornali è iniziato così e poi piano piano ci siamo evoluti e nel 73 abbiamo aperto qua. Dal 90 io e mia sorella gestiamo tutta l'edicola, abbiamo aggiunto il tabacchino, il lotto e tanti altri articoli. Noi siamo sempre presenti, dalla mattina alla sera, anche tutti i pomeriggi e tutte le domeniche e giorni di festa, ininterrottamente da 53 anni. Insomma, siete sempre presenti sul territorio e soprattutto punto di riferimento per una comunità, quella di Basaldella, che è anche molto cresciuta in termini di numeri negli ultimi anni. Certo, abbiamo visto il paese allargarsi, nuove strutture hanno aperto le strade, abbiamo avuto tante migliorie. Siamo orgogliosi di essere sempre qua e di fare un buon lavoro, secondo noi. Grazie, soprattutto colgo l'occasione per ringraziare tutti quei clienti che ci hanno sempre preferenziato. Grazie ancora. Pride 10 giugno a Udine, la città si colorerà di arcobaleno per chiedere più diritti. Che cosa ne pensi? Io sono completamente favorevole a questa cosa. Non ci sono... Anzi, la festa è bella. Andrei a far festa con loro io, ad avere tempo. Sono molto meglio di certe altre persone che hanno dei pregiudizi e alla fine non va bene. A me le feste piacciono, premetto questo, però sono favorevole alla libertà, contraria all'omofobia, però trovo eccessivo nel 2017 il gay, perché penso sia una cosa superata. Io ho tante amiche lesbiche e anche tanti amici omosessuali, quindi li ritengo uguali, almeno io, non ho pregiudizi. L'unione civile la vedo un po', devo ancora abituarmi, visto anche la mia età, no? Non sono proprio così effimera nel discorso, però io credo che la libertà di ognuno vada rispettata comunque. E quindi anche diritti, libertà? Certo, soprattutto i diritti devono averli anche loro come tutti. Si diceva prima l'omofobia non è così sentita tra forse le persone che capita di conoscere. No, secondo me invece non è cambiata tanto, forse la facciata o quello che vogliono far vedere, perché poi io appunto che ho un bar sento che non è cambiata molto, assolutamente, però poi devono fare buon viso a cattivo gioco per non essere definiti cattivi, però c'è tanto da cambiare ancora. Il fatto che siano diventate innumerevoli le sigle che rappresentino le varie linee di pensiero su quello che è invece la cosa più importante, che è il senso principale, quella del riconoscimento effettivo di un diritto legittimo che persone come noi hanno. E quindi per questo ritengo che sia il momento di dare un colpo di spugna a quelle che potrebbero essere eventualmente dei piccoli tabù. Invito magari qualcuno a pensare anche solamente per un istante, qualcuno che magari non la pensa come me, a mettersi nei panni magari di un genitore, di un ragazzo o di una ragazza che magari ha anche della vergogna e della difficoltà a relazionarsi con gli altri e relazionarsi anche con i propri genitori per dire come ci si sente e magari per un attimo provare a capire cosa significa provare questa sensazione, che non credo che sia una delle migliori, ed avere purtroppo questa
situazione delicatissima da portare avanti, e però da domani potrebbe essere bello dire: non ci sarà nessun problema per te figlio, e ci sarà la possibilità, come per tutti noi, di avere i tuoi sacrosanti diritti. Sulla questione delle adozioni, questo è un problema legislativo. L'Italia dovrà comunque allinearsi il prima possibile a quello che sono le direttive che in questo momento ci sono a livello europeo, nel senso che comunque si invita anche l'Italia a studiare la questione e andare in questo senso, dando anche a loro un piccolo riconoscimento, perché veramente ne hanno diritto di stare insieme, hanno diritto di amarsi come lo facciamo noi. Antonello Dose, che è il conduttore del Ruggito del Coniglio, che poi ha origini friulane, ha fatto outing da molti anni e a giugno convolerà a nozze, giuste nozze, con il compagno. E lui parlava di omofobia e dice: in Friuli, lui è appunto ha origini friulane ma non ci vive da molti anni, dice però in Friuli ho la sensazione che esista un senso di un silenzio a volte che può in un certo senso alimentare proprio quel sentimento che diceva lei di paura, di vergogna. Intanto approfitto e faccio gli auguri ad Antonello Dose, naturalmente lo seguo in radio e sono contento di quello che gli sta per accadere, che sarà sicuramente un momento importante nella sua vita. Vorrei che lo fossero anche per gli altri, ma a prescindere da questo io credo che c'è un problema di base, che sia quello dell'ignoranza, non intesa come un'offesa, ma dell'ignorare. Quando una cosa non si sa, e allora nasce una paura, a farsi anche più di una. E allora quale miglior cosa? Provare anche forse nelle scuole o provare anche nei centri giovanili a dare un po' più di informazione e dire che non c'è bisogno di aver paura di determinate cose. Più informazione equivale a meno paura a soluzioni, secondo me. Marco Pasquariello ci dice che questa stagione non è stata eccelsa, però sembra insomma far sperare nuovamente questi 45 punti. Chissà, il prossimo anno Del Neri potrebbe portarci più in alto? Diciamo che se Del Neri riesce a prendere la squadra in estate e a tenerla tutto l'anno, ha tutto il tempo per lavorare e per costruire qualcosa di importante. Quest'anno ha dovuto prendere in mano una squadra che veniva da un periodo molto negativo, con un allenatore che Iachini penso non ci avesse capito proprio niente, e adesso abbiamo un sacco di giovani che hanno cominciato il loro percorso e se non viene interrotto e restano qui da noi almeno ancora un paio d'anni, potremmo costruire qualcosa di magari, se non importante, di divertente, insomma, tornare a divertirci come anni fa. Finalmente l'Udinese è tornata a ricredere nei giovani, sembra che negli ultimi anni si era un po' dimenticata dei ragazzi, magari li prendeva, li lasciava in panchina o li dava come Zielinski, li dava ad altre squadre che li facevano crescere e poi all'improvviso non li vedevamo più qua. Consiglio personale: credere in Scuffet, perché abbiamo bisogno di un friulano in squadra, abbiamo uno forte tra l'altro e che ci tiene, che ha accettato anche di andare in Serie B a Como a farsi bombardare di gol, perché era l'unico veramente forte in una squadra che era destinata alla retrocessione, quindi quello è stato un anno di purgatorio e spero che sia servito anche a farlo maturare, crescere e poter difendere i pali di una squadra come l'Udinese in Serie A. Che voto diamo all'Udinese? Ci ha fatto soffrire parecchio quest'anno, è stata dura, però gli diamo un 7 di incoraggiamento per il prossimo anno. È arrivato anche il signor Luigi, che è uno dei decani, l'edicola è nata con lei e suo fratello. Sì, abbiamo cominciato, io avevo già trovato il panetto pronto, però mi aveva già cominciato mio fratello a prepararmi il giro e sono andato avanti, ho tenuto duro. Insomma, è un punto di riferimento ancora oggi lei. E un po' perché adesso sa, gli anni sono andati su. L'anagrafe bisognerebbe controllare un po' di più, tenere più, bisognerebbe mettere un chiodino. Il lavoro è sempre uguale, io trovo che c'è sempre quel stimolo, sempre quella cosa di andare avanti. Ancora, mi alzo presto al mattino, non faccio nessuna difficoltà,
Forse adesso un po' di più, quando è freddo si butta più svelti. Grazie per essere stati con noi, la famiglia Barbieri al completo accanto a me è stata molto gentile, grazie dell'accoglienza. L'appuntamento con Edicola Friuli è per venerdì 9 giugno, saremo a Pasian di Prato, non molto lontano da qui, dal signor Gagliussi che gestisce l'edicola in centro del paese. L'appuntamento quindi è per venerdì prossimo alle 9 per chi vuole raggiungerci a Pasian di Prato e alle 18:45 sempre puntuali qui su Telefriuli. Grazie. Arrivederci, grazie a voi.